Florian kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming and see the Und Pele. Abgeglichen Klo, von Seite gespielt zu Johann Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Una nuova puntata di Football B-Side. Bentrovati telespettatori. Oggi una puntata molto particolare con due ospiti speciali. Il primo ospite che tra poco andremo a scoprire lo introduce una ragazza che si chiama Marisa, che salutiamo. Ciao Marisa, ben trovata. Ciao. È una persona molto vicina a te e il tuo compagno. Sì, infatti, vicinissimo. Ma che tipo è? È un tipo che in campo è sicuramente dal carattere forte, deciso e anche abbastanza autoritario, nel senso buono della parola. Invece nel vostro rapporto che tipologia di uomo è il nostro ospite che tra poco andremo a conoscere? È un grande sognatore, un uomo molto divertente, comunque in generale è una persona poliedrica, cioè uno che ha tanti interessi, quindi la noia non esiste. Ma quando c'è da fare delle scelte e siete entrambi coinvolti, è più lui o più te che decide il da farsi? Dipende i campi, i settori, in qualche settore lui, in qualche altro io. Insomma, si fa ascoltare. Sì, diciamo di sì. Diciamo che siamo riusciti a trovare l'equilibrio, L'equilibrio. Ecco, perché poi è la cosa importante. Che poi è la cosa più importante in un rapporto di coppia. Ecco, sì. Qual è stato il momento in cui ti sei accorta che lui è veramente la persona speciale per te? E nel momento in cui sono rimasta a parlare con lui un'ora nei primi incontri, quindi sei riuscita di già solito, subito? sì, siamo riusciti a ritrovarci subito. E lì di hai solito io capito? mi annoio facilmente, quindi dico, e invece lui è riuscito a sì. essere con gli argomenti giusti. Sì, anche perché di solito si hanno dei pregiudizi sui calciatori o comunque Sì. su chi fa parte di questo mondo, no? Che magari sono bravi a muovere i piedi, però poi Col cervello. no? Beh, in questo caso... E devo dire sì, infatti, che poi invece ci si rende conto che appunto sono dei pregiudizi e che invece ci sono persone dietro, cioè anche lo sport è importante, no? Assolutamente. Ci sono persone che si impegnano, persone che Hanno dei valori, ecco, hanno dei valori ed è quindi- giusto. Quindi io ti ringrazio, cara Marisa, e a questo punto, subito dopo la sigla, attenzione perché scopriremo il nuovo e primo ospite della puntata odierna di Football B-Side.
Ed eccoci rientrati dopo aver visto la sigla iniziale e conosciuto Marisa, la compagna del nostro ospite che tra poco andremo a presentare all'interno di questa nuova puntata di Football B-Side, l'altro lato del calcio. Il nostro ospite che apre la puntata odierna è Vittorio Iemma. Ciao Vittorio, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovati, grazie. La tua compagna ti ha presentato in una maniera chiarissima e credo proprio che abbia forse azzeccato molte cose. Ma non avevo dubbi, meno male. Nella nostra trasmissione sottolineiamo che raccontiamo tutto quello che non fa parte del calcio, quello giocato, però è anche vero che i nostri personaggi sono personaggi che hanno a che fare con il calcio, tu hai a che fare con il calcio e noi quest'oggi cercheremo di scoprire alcuni tuoi lati, forse anche sconosciuti ai molti. Bene, sono contentissimo. Sei pronto? Sono pronto, poi tra l'altro è un'idea nuova, un'idea divertente. Ti stuzzica? Ti stuzzica, bene. Sì. Allora, sottolineiamo subito che all'interno della nostra scenografia abbiamo due oggetti importanti che sono il telefono, un po' datato ma volutamente datato, e un mappamondo. Il mappamondo ci fa capire come chiaramente la fantasia può volare facilmente. Ma di questo ne parleremo successivamente, perché adesso è importante capire subito con alcune domande quelle che possono essere un po' le caratteristiche della tua personalità. La prima domanda che ti faccio è un po' particolare, ma credo che un po' ti divertirà. Il cinema regala sempre forti emozioni. Ti appassiona più la fantascienza oppure le storie d'amore? Ma guarda, tra la fantascienza e le storie d'amore sicuramente preferisco la fantascienza. La fantasia vola in questo caso, no? Sì, io tendenzialmente, diciamo, come gusto personale nei film preferisco vedere dei film che parlano di storia e in particolar modo la storia raccontata come storia del nostro passato e le storie vere, quindi quelle che poi vanno a rappresentare degli spaccati di vita trasformati in una pellicola, che per me sono esperienze che ti fanno rivivere. Mentre la storia d'amore ti impegna un po' troppo, forse? No, non è un discorso di impegnarmi molto. Mi affascina meno perché ho la fortuna che nella mia vita privata vivo una meravigliosa storia d'amore. Ah, bene, quindi sotto questo punto non hai bisogno di andare al cinema per sognare il grande amore, già ce l'hai, ben venga. Quindi la fantasia invece vola molto più con la fantascienza e con i film di storia. Io sono un fantasioso, Ettore, a me piace molto viaggiare con la testa anche, quindi sono un sognatore. Quindi la lettura per esempio è un'altra cosa che mi permette tanto di poter sognare. Quindi alla domanda secca fantascienza, storia d'amore, vado sulla fantascienza che poi si amplia. Certo, è più facile insomma metterci dentro il pentolone della fantasia, la fantascienza, la storia e tutt'altro. Sì. Bene. Senti, da bambino tutti noi abbiamo avuto un diario personale dove un po' scrivevamo i nostri sogni, le nostre storie, le nostre avventure. Tu lo hai mai avuto? E se lo hai avuto, ce l'hai ancora conservato? E allora ti dico, io non avevo il diario, ma non lo usavo completamente. Chiaramente non parliamo del diario della scuola, sì, il diario personale che un po' tutti... Il diario personale, io non lo usavo per appuntare le cose, ma fin da ragazzino alle elementari disegnavo il campo di calcio, le porte e simulavo delle azioni. Sul serio. Praticamente entravi già nella mentalità del tuo lavoro successivo? Sì, non può sembrare una retorica o un qualcosa che si lega a un recente presente. Certo. No? Ma in realtà è la verità. Cioè io avevo il mio diario, era costellato di cavalli, perché mi piaceva disegnare i cavalli, e campi di calcio. Allora, ai tempi c'era il 90° minuto, no? Sì, storico. Che anticipava le azioni e i gol con dei fumetti. Sì, è vero. I fumetti venivano disegnati in prospettiva, no? Certo. E quindi vedevi quella porta e il campo che veniva disegnato in prospettiva. Io, imbambolato già di calcio sin da piccolino,
mi ero innamorato di questi fumetti tridimensionali Sì? e imparai a farli da soli. Pazzesco. Da solo. Quindi io il lunedì mi ricostruivo Le azioni più importanti della domenica sul mio attraverso diario, sul mio diario. questa idea di disegnare Sì, la quante porta, i punizioni giocatori. di Platini ho disegnato. Immagino. Quante azioni della Roma di Pruzzo, ma sul serio. Quindi praticamente tu in questo diario non scrivevi insomma dei pensieri, ma principalmente disegnavi le tue emozioni. Disegnavo le mie emozioni che venivano espresse con i disegni che ti ho detto sino ad ora, e poi amavo disegnare i cavalli ed ero pure abbastanza bravo, devo essere sincero, cioè non facevo il cavallo stilizzato, ma... Ma senti, è una passione che ancora coltivi No. oppure è già passata? No, è passata, è stata una cosa momentanea di quando ero bambino e poi i primi anni di adolescenza, poi quello che sono stati i disegnini li ho trasformati in realtà, perché ho iniziato io a divertirmi in mezzo al campo. Bene, 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 bene. Un aquilone, quando ti capita di vederlo, che vibrazioni ti trasmette? L'aquilone è stata una delle cose che io ho desiderato di più quando ero bambino, quando ero ragazzino. Dice, ma perché non l'hai avuto? Sì, l'ho avuto l'aquilone. Poi bisogna andare sulla spiaggia però. Ma ecco, c'era il fatto, cioè, dove lo usavo. Perché a casa non si poteva usare. sono cresciuto in città, a casa si faceva fatica a usarlo. Certo. Per motivi di lavoro e di impegni dei miei genitori avevo poca possibilità di poterlo utilizzare. E quindi l'aquilone, sotto questo aspetto, il primo ricordo è questo, cioè l'aquilone che io cercavo di farlo volare nel corridoio, che era una cosa fantastica. Impossibile. No? Immaginandolo e comunque avendolo visto poi nel mio tempo libero, mi dà la sensazione e mi richiama anche quello che è uno dei miei desideri fantasiosi, cioè quello di volare. Hai mai pensato di varcare i mari con una barca a vela per scappare dalla tua vita quotidiana, che ti piaccia oppure no? E come? Ah, Io sono un amante del mare. questo non lo sapevamo. Quindi insomma è perfetta questa domanda per te allora. È una buona occasione per tirare fuori quelli che sono Sì, è centrata perché hai preso una delle mie passioni. il mare Io tra l'altro... e la barca. E la barca, sì, io l'ho anche avuta mia e quindi ho avuto modo di poterla vivere sul vero senso della parola. Oggi non ce l'ho più, quando posso l'affitto e passo giornate... E in questo caso sei pronto ad affittare una barca a vela per mettere dentro tutta la tua vita e andare via, anche se ti piace o no la vita che vivi adesso? Lo farei, è un'esperienza che mi affascina. Devo dirti che quando per esempio perdo una partita e faccio fatica a recuperare è sempre difficile. A recuperare, perché sul serio, dico... Condivido. Tanti addetti ai lavori lo sanno e poi tu lo sai perché anche tu hai avuto esperienza dall'altra parte. È vero. Una delle cose che penso che mi rilassano è proprio questo, un viaggio in mezzo al mare con una barca che mi dà, ti ripeto, la sensazione di libertà e di aria che mi può dare anche il volare. Il potrebbe essere un viaggio solitario o eventualmente un viaggio in compagnia? Perché insomma sotto questo punto di vista sono due viaggi diversi. Sono due viaggi diversi decisamente. Quello che io a volte immagino è quello del lupo solitario, no? E quindi il vecchio lupo di mare. Perché se vuoi ritrovare te stesso, a me è capitato... Hai bisogno di andare via da solo? Sì, no, ma io l'ho provato proprio personalmente e riesci a staccare. Io spesso e volentieri sono uscito da solo in barca, ho passato pomeriggi interi in barca, ritorni a terra rigenerato. È una cosa meravigliosa. E puoi ricominciare da capo la tua quotidianità. Sì. Poi, dico, è ovvio che... No, ovvio no, anzi, è quello che sento. Che poi se lo devo vedere per tutta la vita lo vedrei sicuramente con Marisa. Giustamente. Allora, mi voglio un po' collegare a questo tuo potenziale viaggio nella fantasia insieme alla tua compagna, chiaramente all'interno di una bella barca a vela, perché proprio l'oggetto del mappamondo serve un po' per stuzzicare in questo caso la tua fantasia, e dico, in questo mappamondo c'è un posto dove
insomma ti piacerebbe, non dico vivere, però ti piacerebbe conoscere tradizioni, culture e chissà, magari ritornarci in questo luogo se ci sei già stato. Ettore, allora ho viaggiato parecchio, ho avuto questa fortuna di poterlo fare. Tu stai prendendo degli argomenti che per me sono, non dico pari al calcio, ma quasi. Perché per me viaggiare è una cosa fondamentale ed è una cosa di cui non mi sono mai privato, perché apre la mente, Certo, apre certo. la mente, apre gli orizzonti, ti viaggiare significa riuscire a capire che il mondo non è fatto soltanto allo spazio in cui noi viviamo. E quindi è quando vero. iniziamo poi a capire che lo spazio che noi viviamo è molto più grande di quello che in realtà è, perché noi siamo abituati al nostro piccolo centro, alla nostra Sì, città, sì, sì. alla nostra regione. Siamo piccoli in questo caso. E se poi tu inizi a viaggiare, inizi a vedere anche gli usi e i costumi, i modi di fare delle persone, ma nelle semplici cose. La prima che mi viene in mente, mi ricordo con un francese approssimato ma comprensibile, chiedevo dell'acqua a Parigi, ma mi guardavano come se fossi Certo, il problema tonto. della lingua, soprattutto per noi italiani, No, là è era considerevole. Il must era chiedere la Perrier. Cioè era come se qui in Italia al posto di dire ho bisogno di un bicchiere d'acqua vai e dici la marca direttamente di Ho capito. di un'acqua, no? Sì. Lì la Perrier è praticamente l'acqua nazionale, no? Ho capito. Questa è una delle tante. E quindi Se qual è la dovessi- tappa? se Qual è dovessi- il luogo? Non tornerei dove sono stato. Giusto, condivido anche tornerei dove io, sono stato. perché la voglia di scoprire sempre posti Ma nuovi è guarda che fondamentale. abbiamo qua. Guarda, è infinito, ma abbiamo tutta la nostra. E quale potrebbe essere, per esempio? Dai. Sicuramente un posto che ora il primo che andrei a visitare subito è il Sud America, Ah, addirittura, quindi Cile, Uruguay, Brasile, è quello che mi piacerebbe molto. Sì, Argentina. Partire dall'Amazzonia, sì? sino a scendere In Patagonia. Sino a scendere giù. Sì. Quindi l'Argentina in poche parole, perché quello è un territorio argentino a Sì, tutti gli effetti. sì, Quindi perché lì hai la possibilità di passare da un clima Pazzesco. totalmente estivo pressoché, sino ad arrivare al sud totale dell'Argentina, che invece è completamente l'opposto. assolutamente. Quindi il tuo viaggio dei desideri è proprio la Patagonia. Sì, decisamente. Perfetto, allora a questo punto ci guardiamo una bella clip sulla Patagonia.
Un viaggio molto particolare che io personalmente farei pure, caro Vittorio, perché la Patagonia è un posto dove probabilmente ci si riesce a ritrovare e si capisce ancora di più la cultura di tanti popoli, come ad esempio quello argentino. Quindi mi piace questa tua scelta di andare in Patagonia, addirittura Giovanotti ci è andato in bicicletta, non credo che sia il tuo stesso pensiero, però... Allora, guarda, la bicicletta mi fa pensare che poi un'altra cosa bellissima che vorrei fare, e ce l'ho nei miei programmi futuri, è quello del Cammino di Compostela. Bene. È una cosa che vorremmo fare con Marisa. Se Ne cercate il parliamo. terzo io sono pronto, perché sto Con piacere. cercando anche io in questo caso il partner per partire, Con quindi tanto piacere. possiamo Ne pensare possiamo di parlare. condividere insieme Ne possiamo questa, parlare. questa esperienza. Bene, e passiamo adesso al telefono. Giustamente quando tu sei arrivato ho detto: ma come mai questo telefono ti ha colpito? Perché chiaramente è molto datato, volutamente datato, però il significato è doppio, perché questo telefono simboleggia una telefonata che probabilmente non è mai arrivata. Ti è mai non arrivata questa telefonata? Ma guarda, telefonate che volevo ricevere, devo essere sincero, nella vita qualcuna c'è stata. Ah, E quindi... è stata una telefonata che poi ti ha deluso oppure che ti ha aperto nuovi orizzonti? No, se intesa così io la telefonata la vedo come quella che mi ha aperto nuovi orizzonti. E allora sotto questo aspetto devo dire che oggi ce n'è stata una in particolare che mi ha aperto nuovi orizzonti. Quindi il telefono serve anche per questo, non solo per chiacchierare, per ricevere anche belle notizie. Anche per ricevere belle notizie. Devo dirti che oggi aspetto la seconda che mi apre un altro nuovo orizzonte. Bene, bene. Insomma, quindi il telefono diventa una parte importante della tua La prima è arrivata, attualità. ci vuole la seconda. E beh, allora in questo caso devi essere speranzoso e probabilmente arriverà. Allora, nella parte finale di questa bella chiacchierata all'interno di Football B-Side regaliamo al nostro ospite uno spazio musicale. Non è che debba cantare assolutamente, però è anche vero che tutti noi abbiamo una canzone preferita, la canzone del cuore, la canzone che ci fa venire in mente tanti ricordi, la canzone che ti emoziona perché magari è collegata ad un fatto che ha fatto parte appunto della tua vita. In questo caso qual è la tua canzone? Ma in questo caso ce ne sarebbero tante. Beh, immagino. Però in questo particolare momento di vita è una pressoché recente, Sì? che è di Ed Sheeran. Scommetto Perfect. Perfect. Mi immaginavo. Quella è veramente una grande canzone d'amore, eh? Grande canzone d'amore, e per tornare al famoso film, no? Sì. Che non è preferito da me, di contro invece questa canzone, perché proprio mi lega a... Ma è una delle canzone che ti vai a cercare perché vuoi e senti il bisogno di ascoltarla sempre, oppure è una canzone che se ti capita ti fermi lì e hai detto un attimo questa è la mia canzone e me la devo ascoltare? No, mi lega a un momento particolare, a un momento particolare del recente passato che per me è stato un passaggio importante, ha fatto parte della colonna sonora del film che stavo vivendo in quel momento, e quindi... La leghi sempre con grande La leggo intensità. con tanta intensità, sì, in questo momento è quella la prima che mi viene in mente. Perfetto, allora noi ringraziamo il nostro ospite Vittorio Iemma, è stato un piacere averlo ospite qui all'interno della nostra trasmissione. Sono sicuro che ci ha regalato delle cose che conoscevamo poco, perché spesso e volentieri insomma, gli addetti ai lavori si svelano poco, invece in questa occasione siamo riusciti forse a conoscerne pregi e difetti, e sogni, speranze, pensieri, e sotto questo punto di vista ho l'impressione che Vittorio si sia concesso piacevolmente. Sì, con tanto piacere, poi perché tra l'altro sono delle argomentazioni che ti mettono in condizione di stare anche più sereno. Rilassato. Diciamo che sotto questo aspetto noi ci siamo sempre ritrovati a parlare di temi che comunque davano adrenalina, Che portano tensione anche. Portano tensione. Oggi devo dire che è stato veramente piacevole, ti ringrazio tantissimo, è piacevole veramente l'impostazione. Ecco. Perfetto, ti ringrazio. Allora ringraziamo ancora una volta Vittorio Iemma e ci ascoltiamo e ci vediamo soprattutto questa clip di questa bellissima canzone di Ed Sheeran intitolata Perfect.
found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and he looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. La bella canzone di Ed Sheeran, la canzone Perfect, la canzone preferita del nostro primo ospite qui all'interno della nostra trasmissione Football B-Side. E adesso conosciamo subito il prossimo e lo facciamo grazie anche alla presenza della sua compagna Federica. Ciao Federica, che ciao. conosciamo molto bene. Siamo un viso conosciuto. Infatti. Federica, ma che tipo è il nostro ospite che vedremo subito dopo? È un ospite silenzioso, timido, oppure un ospite assolutamente fuori dal comune? Allora, posso dirti che inizialmente è un timidone. Riesce a mascherare, diciamo, quello che poi realmente è.
inizialmente si inibisce un po', sai, delle circostanze che magari non conosce. Vuole del tempo, allora, Esatto. prima si deve ambientare Esatto. e poi dopo... E poi dà il meglio di sé. Poi dà il meglio di sé, infatti, Sì, immagino, sì. immagino. Sì, riesce comunque ad ambientarsi un po' ovunque. Ovviamente ha bisogno delle sue tempistiche. Comunque è un tipo sociale. Sì, assolutamente. Non è Assolutamente scorbutico. Sì, no, assolutamente, anzi lui è un buono. È un buono, sì, è un buono. sta bene ovunque. È un compagno che ormai fa parte della tua vita ed è un compagno che sicuramente ti avrà, certamente ha regalato tante emozioni. La più importante, qual è stata? Allora, ti posso dire che la più importante è stata la grande dimostrazione che mi ha dato del momento in cui siamo tornati insieme. Ti spiego, noi abbiamo vissuto un amore adolescenziale. Addirittura? Sì, ci siamo fidanzati a 16 anni. Poi vi siete Quindi, lasciati? Esatto. Fatti percorsi diversi? Esatto, e poi ritrovarci, riprenderci, quella è stata veramente, è stato un colpo di scena, è stata la più Pazzesco, grande che storia, dimostrazione. che Sì, sì. storia. Lo hai trovato cambiato oppure alla fine era sempre lo stesso? Sì, allora diciamo che sotto certi aspetti è sempre uguale, nel senso come persona, fondamentalmente lui è così. Però sotto l'aspetto maturità, sotto l'aspetto, sai, si cresce ovviamente, Certo, sempre 10 certo, anni sono certo. passati. Quindi sotto certi aspetti sono cresciuta io, sotto altri è cresciuto lui e adesso... E adesso vivete una grande e bella storia Sì. d'amore. Sì. Grazie Federica, e allora a questo punto non cambiate canale, rimanete con Football B-Side. Subito dopo la pubblicità scopriremo il nostro secondo ospite qui a Football B-Side. Rieccoci di nuovo insieme, siete con Football B-Side, seconda parte con il nostro secondo ospite. Prima della pubblicità, grazie a Federica, lo abbiamo già conosciuto, ma adesso lo presentiamo. Lui è Umberto Cirnigliano. Buonasera. Ciao Umberto, ben trovato. Grazie. Allora Umberto, la tua compagna ti ha presentato in maniera forte, decisa, chiara, ha dato un quadro assolutamente, probabilmente veritiero, dove si evince una figura di un ragazzo molto buono. Tu ti senti molto buono? Sì, diciamo che è una mia qualità. Bene. Riesco ad adattarmi in base- Facilmente, sì, infatti sì. lei parlava di adattabilità quasi sempre spontanea in qualsiasi situazione ti si presentava, e questa è una cosa molto bella. Allora Umberto, ti presento subito la scena della nostra trasmissione che vede protagonisti assoluti un telefono e un mappamondo. Il telefono serve per una domanda specifica che più tardi poi ti dirò, mentre il mappamondo ti anticipo che serve un po' per far spaziare la tua fantasia in un potenziale viaggio
dei tuoi sogni, senza dover pagare biglietto, per cui puoi sbizzarrirti e scegliere tu qualsiasi location, ma di questo ne parleremo dopo, perché adesso dobbiamo iniziare con qualche domanda per capire anche un po' la figura di Umberto, uno dei giocatori più famosi in questo momento nella nostra bella regione siciliana. La prima domanda, che per uno sportivo sicuramente è particolare, è la seguente: peccati di gola più verso un gelato di fragole oppure un piatto di pasta alla matriciana? Tutta la vita un piatto di pasta alla matriciana. Quindi non sei amante dei dolci? No, lo sono, però la pasta la metto davanti a tutto, anche se purtroppo per seguire un'alimentazione corretta... Certo, e per questo sto dicendo, per gli sportivi è sempre un dramma, no? Esatto. Cioè non abusare troppo di carboidrati, anche se probabilmente magari ogni tanto si fa qualche pazzia, no? Assolutamente. Poi la matriciana, che è proprio una bella pasta piena, per gli sportivi non è certamente consigliata. Esatto. Però in questo caso, allora la tua scelta è non al gelato, quindi al dolce in genere, ma più verso la pasta. Sì. Quindi quando sei a casa, se tua mamma ti propone una matriciana e un doppio gelato, non ci pensi proprio due volte? No, assolutamente. Più per la pasta. Sì. Va bene, ok. Quanto la tecnologia moderna, dai PC agli smartphone, ha un po' subordinato la tua quotidianità? Cioè il PC, il telefonino, fanno parte troppo attivamente della tua giornata? Ma parecchio. Vuoi per lavoro, vuoi per qualunque altra cosa, ormai nelle abitudini. Ormai sono diventati fondamentali, anche per pagare, anche per Cioè, vai a fare la usi, spesa. li usi proprio quotidianamente. Sì. Sostituiscono in parte anche il portafogli. È vero, È diventato è vero, fondamentale. È vero. Ma questa tua quotidianità non ti porta poi un po' a sperperare più facilmente i soldi? Guarda, non bisogna né esagerare né trattenersi. Secondo me bisogna fare sempre tutto con la testa. Gradatamente. Sì. Gradatamente. E il rapporto con il PC rispetto allo smartphone com'è? Cioè torni a casa subito, posta elettronica, Google, motori di ricerca, immagini, YouTube? Ma il PC Anche se lo si fa anche con lo in gran smartphone. parte è stato sostituito dal telefono, quindi ormai è molto più maneggevole, la mail stessa la si va controllando con il telefono. Quindi punti più sul telefono Sì, che sì, sul classico PC da tavolo. Esatto. In questo senso è più sbrigativo, anche perché lo si può fare spesso e volentieri anche nei momenti più Certo. impensabili, non hai la necessità di stare a casa e quindi giustamente. Bene. Il fascino della luna innesca in te solo curiosità oppure essa ha la forza di trasmetterti qualcosa di diverso? Cioè questa luna che tu vedi, possibilmente magari in compagnia di Federica, la tua compagna, cosa ti ispira? No, ispira grande serenità, Non è tranquillità. tentatrice. No. Non, diciamo che ispira tanti sentimenti tranne quella della tentazione, ecco. Ah, addirittura, Sì, soltanto sì. serenità, tranquillità. Ti è mai capitato insomma di vivere questo momento? Assolutamente. Abbiamo anche deciso di prendere camera da letto in vista luna. Addirittura, ah bene, quindi vista luna. Sì. Ah bene, quindi la luna ha sprigionato la tua e la vostra in genere fantasia. Sì. Senti, tu hai paura della profondità del mare? Oppure ti suscita solo silenzio e nulla più? Cioè perché il terrore del mare per molti è drammatico. Più che il terrore della profondità è il terrore delle creature che possono esserci lì sotto. Beh, lì scatta la fantasia però, Lo so, però no, non ho di questo... Non hai paura del buio del mare? No, della anzi io profondità? adoro fare il bagno la sera, è una delle sensazioni più belle. Il silenzio delle profondità può incutere un po' di terrore. Sì, diciamo, potrebbe, però no, non mi sono mai posto questo problema. E passiamo adesso alla curiosità di questi due oggetti che abbiamo in scena all'interno della nostra scenografia Football Beside, che tra l'altro, sottolineo, è firmata da Salvo Campo. Allora, partiamo subito da questo telefono, che non è certamente uno smartphone di ultima generazione, come puoi ben notare. Non eri neanche nato quando ancora c'erano questi telefoni. Questo è un classico telefono degli anni 50. Ecco, la telefonata che non è mai arrivata e invece che vorresti che arrivasse prima possibile. Ecco, secondo te ci sarà questa telefonata?
Non lo so, però lo utilizzerei per farla io. Ah, addirittura al contrario, quindi Sì. anziché ricevere questa telefonata sei pronto a farla. Sì. Attenzione, perché fare una telefonata, da come la stai presentando, sarà sicuramente una telefonata di una certa importanza. Ce la vuoi svelare? Sì, chiamerei qualcuno che non c'è più oggi, ad esempio mia nonna, Ah, che sperava tantissimo che io e Fede potessimo sistemare le cose fra di noi. ho capito, ho capito. Quindi una telefonata verso qualcosa che non è più presente ma è attiva nella tua mente dei ricordi. Assolutamente. E invece ti è mai arrivata una telefonata che avresti voluto veramente che non arrivasse mai e sei stato costretto ad ascoltare dall'altra parte? Sì, ma qui andiamo più nell'ambito sportivo. Addirittura? Sì. E in questo caso è stata una telefonata che ti ha amareggiato? Sì, parecchio. Ce la Era- vuoi svelare questa telefonata? Sì, era ai Raccontacela, tempi dai. di Catania, una convocazione in prima squadra saltata per il vecchio amministratore delegato. Addirittura, quindi è una cosa che ti porti qui dentro la tua Una di quelle cose scatola dei che ricordi. se tutto fosse filato liscio Poteva essere una telefonata che avrebbe potuto poteva cambiare la essere vita. diversa. Allora, invece passiamo al mappamondo, perché il mappamondo anche in questo caso è fonte di ispirazione, di fantasia e anche in un certo senso di curiosità dei nostri ospiti, perché quando si va a cercare un luogo lo si va a cercare prima, soprattutto forse per conoscere culture e tradizioni, e poi anche per la spensieratezza che può regalare una vacanza. Premesso che sono un gran viaggiatore. Addirittura, quindi sotto Purtroppo, questo punto di vista sì. non sei impreparato. Sì, purtroppo ora i tempi sono quelli che sono. Lo sappiamo. Però io sono un grandissimo appassionato dell'America. E in modo particolare quale? Qualche bella città? Ho avuto la fortuna di girare lo stato di New York, però Sì. non ti nego che l'altro versante mi ispira parecchio. Parliamo della California? Parliamo della California, parliamo del Nevada, dell'Arizona, parliamo di tanto. Allora, siccome noi adesso dobbiamo vedere una clip, scegliamo in modo particolare il posto che ti piacerebbe andare a visitare. Parliamo Ok. della California? Parliamo della Che- California. Non so, questa è una scelta che devi fare tu. Ah, allora, Dimmi va bene, quello che è il Grand Canyon che porta Grand fino a Canyon, Nevada. bellissimo, bellissimo. Quindi stiamo parlando anche della cultura proprio classica degli Stati Uniti d'America. Allora ci guardiamo questa bella clip che riguarda il Grand Canyon, la meta preferita del nostro ospite Umberto.
L'arido territorio del Texas, scenario tra l'altro di tanti film western, no? Il Grand Canyon lo ricordiamo soprattutto per gli inseguimenti tra indiani che insomma hanno sviluppato tanta fantasia. E in questo caso la tua vacanza sarà una vacanza molto calda, perché il Grand Canyon, Sì, insomma, la temperatura è molto calda di giorno, mentre di notte fa molto freddo. Complimenti, la scelta è sicuramente Grazie. molto molto originale. E adesso parliamo di musica e lo facciamo per chiudere la nostra puntata e anche l'ospitata di Umberto Cirnigliano con la tua canzone preferita. Tutti noi abbiamo una canzone, inutile negarlo, no? Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone Attenzione, preferita perché poi ci devi dire perché. è Infinito di Raff. E quindi non ho una canzone recentissima. No. Vabbè, adesso spiegaci perché. Risale a tanto tempo fa, quando insieme appunto a Federica giravamo le stazioni radio e ci prefissammo che la canzone seguente sarebbe stata la nostra canzone. Quindi non sapevi quale era la canzone che sarebbe venuta subito dopo, No, quindi è stato un caso che poi hanno suonato Sì. la canzone di Raff con Infinito, che però parla di un infinito amore, quindi Esatto. poi si lega poi indirettamente anche alla vostra storia. Bene Umberto, abbiamo avuto così modo di conoscerti al di là del tuo impegno sportivo, che è considerevole in queste ultime stagioni. Abbiamo cercato di capire anche quali sono un po' le tue caratteristiche. La tua compagna ce lo ha spiegato in maniera dettagliata. Tu in maniera anche molto timida sei riuscito a tirare fuori anche qualche cosa. Un po' di timidezza c'è forse dentro il tuo carattere, o Sì, sbaglio? Parecchia. Insomma, tirare fuori qualche cosa non è mai facile, No, soprattutto per una persona molto timida. più facile in campo che qui. Allora, io ti ringrazio Umberto Grazie per a la voi. tua ospitata. A questo punto ci ascoltiamo questa bella canzone di Raff intitolata Infinito. L'ironia del destino vuole che io sia ancora qui a pensare a te. Nella mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo ma tutto è tornato nitido, così chiaro e limpido, mi sembra ieri. Ieri avrei voluto leggere nei tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, devi dare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi hai detto non so più se ti amo o no, domani partirò, sarà più facile dimenticare. E adesso che farai? Risposi, io non so. Quel tuo sguardo poi lo interpretai come un appiglio senza chiedere perché. Da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo non sarebbe mai finita. Teso, ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni di ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'era stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più. Mi hai detto so che è un controsenso, l'amore non è razionalità, non lo si può capire, d'ore a parlare. Poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire. Prima di partire potrò mai dimenticare l'infinito. Sai cos'è? L'irraggiungibile, fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io non so.
solo che non potrà mai finire, mai. Ovunque tu sarai, ovunque io sarò, non smetteremo mai, se quest'amore, amore infinito. Se quest'amore, amore infinito. La canzone Infinito di Raf, la canzone scelta dal nostro secondo ospite all'interno della nostra trasmissione Football B-Side. Trasmissione che si conclude qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con altri 2 personaggi legati al mondo del calcio. Ma ricordate bene, non parleremo mai di calcio qui a Football B-Side. Arrivederci a tutti.